Buonasera e bentornati con noi ai Fatti di Napoli. Questa è un'edizione un po' speciale, è un face to face invece di essere la solita edizione, perché abbiamo un ospite speciale più dell'edizione, come dicevo, perché sono 6 mesi. Abbiamo con noi il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino. Buonasera, Buonasera. Sindaco. Bentornata ai Fatti di Napoli. Grazie, molto volentieri. La scaletta è un po' saltata, lei si è resa conto. Avevamo dei servizi e varie, però passiamo subito a quelle che sono le domande un po' più importanti. In questi ultimi 6 mesi a Napoli è successo di tutto e di più, però noi interessa più il futuro di Napoli che il passato. Ecco, quindi vorrei sapere da lei gli obiettivi della nuova giunta quali sono. Gli obiettivi della nuova giunta sono innanzitutto quello di consolidare una vivibilità della città, il che significa tante cose. Per essere sintetiche ne dirò 2: lotta per quanto di competenza alla criminalità, quindi sicurezza dei cittadini, lotta per quanto di competenza alle buche nelle strade. Non mi dica che non è un problema, purtroppo il Comune ha pochi soldi, ma in quei limiti deve andare avanti, e soprattutto in questo momento, che è un momento di grave crisi occupazionale, il Comune ha l'obiettivo di essere accanto a tutte le famiglie in difficoltà perché rischiano di perdere un lavoro, e di difendere anche sul piano nazionale gli interessi di Napoli in modo estremamente coraggioso. Penso per esempio alla vicenda Atitec, la vicenda GESAC, solo per fare riferimento a cose degli ultimi giorni. Ecco, Sindaco, spaziamo da un argomento all'altro, visto il tempo che è poco. Ha chiamato Nicolais per congratularsi della vittoria alle primarie? No, a dir la verità no, però questo è una cosa. Proprio io alle primarie, lo sapete, non ho votato Nicolais. Sono persona di partito e ragiono con la mia testa. Però proprio perché sono persona di partito, nel momento in cui si è scelto un candidato, sarò la prima a fargli la campagna elettorale e ad essere fedelissima alla sua candidatura. Ecco, a proposito di provinciali, si parla tanto di area metropolitana. Come migliorerebbero per Napoli le funzioni amministrative? Ma guardi, io ho un po' paura di questa questione dell'area metropolitana, paura in questo senso: noi siamo già una città di 1 milione di abitanti, con tutta l'area che circonda Napoli saremmo 3 milioni di abitanti in situazioni estremamente diverse e con un forte radicamento, cioè la gente di Giuliano non si sente napoletana e neanche la gente di Afragola o la gente di Acerra. Io non sono una che muore di entusiasmo per la città metropolitana, ritengo invece che si debba andare avanti in una linea che già in parte stiamo seguendo, cioè ci sono delle funzioni che sono metropolitane. Certo. Tanto per dire, il trasporto da casa mia a Casavatore ci sono pochi chilometri. Certo. È evidente che io non posso regolare il trasporto a Napoli se non lo regolo lì, la lotta all'inquinamento, la lotta al rumore, quindi finché ci sarò io tenderò sempre di più a potenziare le funzioni metropolitane. Ecco, Sindaco, lei sa che il regolamento del Partito Democratico non consente di candidarsi a presidenti di regione e sindaci. Bassolino dice che la regione ne esce meno forte. Lei che cosa ne pensa? Ma guardi, io devo dire la verità, credo che tutto sommato sia giusto che ognuno faccia il suo mestiere e che non si cumulino le cariche. Si è parlato anche di una mia candidatura, io vado a Bruxelles appena posso, molto per volentieri, andare a trovare sua figlia. Per andare a trovare mia figlia e i nipoti. Non ho mai pensato di andarci da parlamentare. Ecco, quindi questa è una notizia, che lei non si candida al Parlamento mai europeo. pensato. Sindaco, Fabio Benincasa è il nuovo capogruppo del Partito Democratico. C'è un po' di maretta come al solito a Napoli. Questa maggioranza le creerà secondo lei qualche patema d'animo oltre quelli già che ci sono stati? A parte il fatto che ormai sono abituata a tutti i patemi d'animo, credo proprio di no. Fabio Benincasa è una persona che conosco da anni, molto equilibrata, un ottimo professionista. Ecco, per quanto mi riguarda spero solo che si ricucia al massimo l'unità del gruppo,
spaccature e che si riconosca l'ottimo lavoro che ha fatto finora Tonino Borriello. Ecco, certo, spaccature Napoli di certo non ne ha bisogno, neanche la sinistra, No, penso. no. Perché possiamo dire che per mezzo di queste spaccature avete consegnato il paese a Silvio Berlusconi. Ma direi adesso non solo per mezzo di quello, ma certamente un partito più unito, una sinistra più unita. Io sto sempre molto attenta anche a quelle frange che non sono frange, quei movimenti che non appartengono al Partito Democratico, penso ai Verdi, penso a Rifondazione Comunista, ma che esprimono una tradizione culturale del Paese e che vanno riportati a funzione di governo. Quindi meno si litiga, meglio si governa. Quello è sempre stato il mio schema. Ecco, Sindaco, lei è la donna dei primati, è stata la prima sindaco donna di Napoli ed è stato anche la prima ministro degli interni donna. Ricordo a me stesso e anche ai telespettatori che ci seguono da casa, lei è stata Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza della RAI, Ministro per gli affari sociali durante il governo Goria, nei governi De Mita e di Andreotti, Ministro della Pubblica Istruzione nel primo governo di Giuliano Amato e nel 96 appunto, come dicevo, è stato Ministro degli Interni. Lei dice: perché ricordo queste cose? Ricordo queste cose perché le devo fare una domanda che poi mi è stata anche suggerita dal consigliere regionale della Campania di Sinistra Democratica Tonino Scala. Ma è stato più difficile per lei fare il Ministro degli Interni oppure fare il Sindaco di Napoli? C'è proprio paragone, molto più difficile fare il sindaco di Napoli, tenga conto, io no, al solito... Se mi permette la battuta, Sindaco, comunque sempre la poliziotta ha fatto. Beh, da sindaco di Napoli vedo il mio rapporto con la gente mi chiama Rosetta, normalmente mi capita anche che vengano a abbracciarmi, non è proprio un rapporto di distanza e di polizia. No, io dicevo di poliziotto forse tra controllore e controllato, ecco, lei si sente più controllata dal palazzo oppure più controllore del palazzo? No, mezzo minuto. Io devo sentirmi controllore del palazzo, nel senso che sono eletta dal popolo, però a mia volta io ho un controllore, quello sono i cittadini. Certo, io intendevo dire controllata all'interno stesso del palazzo per quello che è successo, forse anche dalla stessa giunta precedente. Guardate, sulla giunta precedente io ho avuto delle terribili delusioni. Certo, perché un'amarezza grandissima, credo. Grandissima, non avrei mai immaginato, e mi piace ripeterlo, che appunto una persona che è stata parlamentare per 4 volte, membro del governo e per di più membro della commissione antimafia, tramasse contro il sindaco e gli interessi del comune, però guardi, non sono tipo da farmi controllare, tant'è vero che gli obiettivi che volevano raggiungere non li hanno raggiunti. Difatti lei oggi parla da vincitore, quindi... Ma non lo so, parlo semplicemente da persona che ha carattere, che ha rischiato, che essendo abituata a fare le cose seriamente non poteva non distinguere fra alcuni sbagli personali, alcuni sono registrati, altri li dovrà accertare la magistratura e lei sa che c'è una presunzione costituzionale, certo, di innocenza, poi non spetta a me, certo, no? Però distinguere fra alcuni sbagli personali e una linea politica votata dal popolo. Io ho cercato di salvare la linea politica e l'ho salvata.